nessuno ha risposto e quindi un'azione forte. Io come consigliere comunale, che ho amore per il territorio, per la mia gente, per i pescatori, sono disposto anche ad andare a Roma e a incatenarmi al Ministero della Pesca, perché c'è bisogno di una risposta che può essere quella di discutere assieme, trovare delle soluzioni, come per esempio dare un sostegno alle famiglie, come è stato fatto nel mondo dell'agricoltura. Il delegato del sindaco alla pesca alle isole, Alessandro Scarpamarta, pensa anche ad azioni eclatanti per tenere accesa l'attenzione di tutti sulla crisi della pesca, in particolare a Perestrina, Chioggia e Burano, ma non solo. Una commissione consigliare in comune ha affrontato l'argomento, si sta preparando una mozione unitaria a sostegno della pesca, da votare in Consiglio Comunale a Venezia. Si tratta nello specifico di 163 imbarcazioni nella costa nostra, diciamo veneta, e 106 nello specifico della pesca delle vongole di mare, e circa su queste 106 una trentina più o meno sono nella zona di Pellestrina e Burano. Non c'entra niente la vongola di laguna. Anche la Regione Veneto ha convocato un tavolo di crisi coordinato dall'assessore Bond, che ha già discusso di alcune cose. C'è una situazione decisamente difficile e anche sotto alcuni punti di vista tragica, perché ci sono 100 e passa barche ferme. Abbiamo individuato una strategia con tutti i vari portatori di interessi e associazioni, abbiamo invitato anche i pescatori singoli che erano in rappresentanza di 3. È chiaro che qui bisogna anche avere il coraggio di parlare di rottamazione, cioè di eliminazione di alcune barche, si parla di metà,